Amici di Monday Basket del basket regionale Veneto, buonasera, benvenuti alla puntata numero 2 del mese di dicembre di Monday Basket, la nostra trasmissione che è dedicata ai campionati regionali di FIP Veneto. Do il buonasera ai miei compagni di squadra, Giovanni Vicelli e Giovanni Pellecchia. Ciao ragazzi. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao. Tra i nostri ospiti annunciati ne è rimasto soltanto uno. Salutiamo coach Emilio Greco che ha avuto un impedimento poco piacevole dell'ultima ora, gli mandiamo un grande abbraccio, naturalmente lo ritroveremo la prossima settimana, quindi è già prenotato. Invece diamo il bentornato, perché ci fa piacere che ci siano anche degli ospiti che dopo aver provato Monday Basket ci ritornano, quindi non soffrono, a Gianmarco Paccione, giocatore della Cestistica Verona. Ciao Dan. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, Gio, per chi non lo conoscesse, vai con una presentazione del nostro ospite. Non basta quella che ho già fatto qualche mese fa. Ma no, cioè, tu devi sempre, è come quando scrivi, devi pensare che la gente non legge il giornale del giorno prima, quindi, vero Giovanni Pellecchia? Cioè, bisogna sempre pensare di... Va Dai, bene, allora di Gianmarco Paccione si può dire che è un giocatore molto famoso nella provincia di Verona. È già stato elogiato 2 settimane fa in questa puntata, ma avremo modo di tornarci. È il capitano della Cestistica Verona che milita nel campionato di C-Gold. Nel weekend dovrebbe essere andato in doppia cifra. Quindi ecco a voi Gianmarco Paccione. Va bene. Piccola aggiunta, è stato in assoluto il primo ospite di Monday Basket. Esatto. Verissimo, Faccio, verissimo. Direi che fino a qui te l'abbiamo sviolinata, che è un piacere. Ma sì. Mi piace essere ridotto a una doppia cifra, è sempre piacevole. Allora, iniziamo ragazzi la nostra chiacchierata partendo proprio, visto che abbiamo Gianmarco qui con noi, partendo da quello che è successo nel campionato di C-Gold che naturalmente regala sempre grandi entusiasmo, anche se in vetta ci sembra che non sia cambiato assolutamente niente, giusto Giovanni Pellecchia, perché alla fine il guerriero Padova sta facendo storia a sé. Ieri ha centrato l'11ª vittoria consecutiva di questa stagione. Se i Pooh cantavano "Chi fermerà la musica", a noi davvero viene da pensare chi fermerà questa UVP. Giriamo la domanda a Gianmarco senza cantare. Siamo carichi questa sera comunque, siamo molto carichi. Non me l'aspettavo questa citazione. Ma no, vabbè, stiamo parlando sicuramente di una squadra attrezzatissima per la categoria. Noi abbiamo, penso, siamo stati una delle poche squadre a giocarcela fino in fondo con loro, tra l'altro in casa loro, e sono una squadra con tanti centimetri, veramente profonda a livello di roster, e sinceramente credo che anche nel proseguo del campionato possano avere insomma ben poche difficoltà, però nel senso, noi li aspettiamo in casa. C'è sempre, visto come è andata, poi qua me la sto un po' tirando, lo so, però noi vedremo come giocarsela in casa con loro, dai. Tra l'altro non eravate neanche completi quando avete giocato qui. No, esatto, ci siamo presentati là senza, credo non fosse neanche arrivato Sam Burt. Siamo andati lì noi molto piccoli, loro molto grossi, e abbiamo giocato una partita molto spregiudicata e che non ci aspettavamo noi in primis e anche loro, e quindi insomma forse è stata quella la partita che ci ha fatto rendere conto di poter stare a pieno in questo campionato e di poter fare un buon campionato. Credo che da lì sia cambiato molto all'interno proprio anche del nostro gruppo e anche a livello di mentalità. Giomic, vai, ti avevamo promesso che ti facevamo parlare stasera, quindi... Ok, scusate. Allora, prima di tutto... No, dici, c'è qualche partita che devi guardare, ti disturbiamo mentre stai guardando... No, guarda, è fantacalcio, già vinto, non devo neanche guardare il posticipo, okay. quindi tutto a posto.
E comunque, prima di parlare un po' di cose serie, vorrei dare la possibilità al Faccio di, visto che è stato elogiato a livello caratteriale, Anche da chi però è sapere, stato elogiato, di- cioè no da uno così che passa per strada, cioè non è che l'abbiamo elogiato noi e va bene, passa, no? Cioè, no, io invito tutti a vedere la puntata di Monday Basket di 2 settimane fa, così aumentiamo le views. Comunque, dicevo, visto che l'abbiamo elogiato, non noi, andate a vedere la puntata di Monday Basket 2 settimane fa, caratterialmente, Faccio al tuo momento, che tipo di giocatore sei tecnicamente, la tua intelligenza cestistica, vogliamo soprattutto sapere. Ma io sapevo che oggi, quando mi è arrivato il tuo messaggio, sapevo che mi sarebbe arrivata questa domanda, perché volevi mettere proprio il coltello nella piaga, ci avevi detto 2 settimane. Sì, assolutamente, confermo. Sì, perché avevamo chiacchierato dopo quella puntata io e Giovanni, perché appunto si può dire il nome oppure lasciamo nel sì, dubbio? sì, no, no, è che vai, forse, vai. No, perché a ma questo punto non lo so, No, no, ti spiego, c'era secondo me forse Cristiano. lui non se lo ricorda, allora siccome non se lo ricorda, Sì, No, ha infatti, dato lanciamo un infatti, sondaggio, infatti. lanciamo un sondaggio, vediamo se la gente risponde, se ci segue con attenzione e poi secondo me, lo sveliamo a fine puntata. secondo me Flavio Camporese sa chi era quell'ospite, ma va bene, insomma, dai. Vabbè, c'era Cristiano Zanus Fortes, Sì. che adesso è da un paio d'anni che è entrato nella cestistica e siamo felicissimi di questo ingresso, perché stiamo parlando di una persona dall'assoluto spessore e pedigree cestistico e spessore umano, quindi insomma, io in primis ho costruito un bellissimo rapporto con lui, è una persona splendida, e con Giovanni stavamo scherzando perché appunto un paio di settimane fa ha tessuto le mie lodi e poi si era lasciato andare certo, con qualche difficoltà tecnica, e io sono subito scritto a Giovanni: pazzesco che arrivi questo commento in un anno in cui sto segnicchiando, diciamo così. E quindi ci avevamo fatto una risata sopra io e Giovanni, e ovviamente subito fatta pesare anche a Zanus il martedì, perché chiaramente andava fatta pesare a Zanus e l'abbiamo risolta con una birretta. Beh, dai, è andata anche bene. A Sì. proposito di birrette, noi abbiamo sempre il conto aperto, ragazzi. Prima o dopo, vabbè, insomma, dovremmo riuscire a recuperarle. Senti, Paccio, venendo invece a parlare di cose un po' più serie, partita dell'ultimo weekend, avete vinto 91-73 in quel di Codroipo. Che partita è stata? È stata una partita che, allora, inaspettata per quanto mi riguarda, perché comunque andare a giocare a Codroipo è sempre stato complesso, poi loro sono una squadra molto particolare e quindi mi aspettavo una partita tirata fino in fondo. E invece siamo andati subito sopra, abbiamo iniziato bene, e secondo me questa è un'ulteriore prova che anche i tanti giovani che abbiamo in squadra stanno crescendo da un punto di vista proprio di approccio mentale alle partite, perché fino a un paio di settimane fa faticavamo tremendamente a gestire i primi 2 quarti. Diciamo che c'erano degli alti e bassi estremi, soprattutto all'inizio, che spesso ci costava un parziale che poi dovevamo andare a ricucire e che faticavamo tremendamente a ricucire. Invece nelle ultime settimane, e specialmente a Codroipo, siamo partiti subito forti, siamo rimasti lì per tutti i 40 minuti e è stata proprio una bella prova corale. Penso che a testimoniarlo ci siano anche, insomma, mi sa che siamo andati in 6 in doppia cifra, e quindi alla fine siamo sempre stati sopra i 15 punti di scarto, e farlo là da loro non era scontato, e insomma mi ha fatto particolarmente piacere. È stata una grossa prova di maturità da parte di tutti. Tra l'altro con 91 punti segnati, che insomma dicono anche quello, insomma non è solitamente l'unico dato, però è spesso e volentieri un indice di efficienza, di produttività di squadra, che chiaramente questo comporta. La domanda, diciamo, forse più classica, più giornalistica, più banale: dove volete arrivare come squadra? Cioè, con che obiettivo vi state affacciando questa seconda parte di stagione?
Ma ti dico, pochi giorni fa abbiamo fatto la cena societaria e c'erano varie correnti di pensiero e io mi sono ritrovato in mezzo a queste correnti di pensiero, non sapevo, ricevevo, c'erano flussi da tutte le parti, non sapevo cosa pensare, come pensare, poi mi sono fermato un attimo e ho detto ragazzi, ricordiamoci che comunque abbiamo iniziato la stagione in cui sembravamo in profonda emergenza. Iniziavamo la stagione con un roster rimaneggiato rispetto alle passate stagioni e adesso stiamo costruendo tassello dopo tassello comunque sia un collettivo, quindi un gruppo secondo me solido, impreziosito comunque dalla presenza di Mario Bevilacqua, che ci sta dando un'incredibile mano sotto tutti i punti di vista, e anche dall'arrivo di un mese e mezzo fa di Sam Burt. E secondo me ad oggi non possiamo permetterci proprio di fissarci un obiettivo, comunque di sperare in qualcosa che poi magari non riusciremo a concretizzare. Secondo me dobbiamo pensare settimana dopo settimana, proprio perché non siamo ancora una creatura completa, ecco. Abbiamo un gruppo in cui ci sono sedicenni, diciassettenni, diciottenni che escono dal settore giovanile della cestistica, quindi magari rispetto ad altri giovani che stanno affrontando la categoria con altre società che escono da settori giovanili molto più strutturati e comunque con un percorso ben diverso, non si può chiedere loro di essere già pronti al 100% e affrontare una stagione con una continuità massima, e quindi proprio per questo secondo me bisogna pensare settimana dopo settimana. So che è una banalità e io sono il primo che quando sente queste frasi dette dagli altri dice sempre le stesse frasi, però in questo caso penso sia anche una verità, insomma. Andiamo a vedere allora che cosa è successo in questo weekend di C-Gold, andando a vedere anche un po' dei risultati, partendo dalla vittoria della Virtus Murano nel derby contro il Leoncino, 70-52, Leoncino forse che sta raccogliendo decisamente meno rispetto a quello che potrebbe meritare, ma sta attraversando anche un momento un po' complicato. La vittoria della cestistica l'abbiamo appena commentata con il nostro Paccio, 91-73 sul campo di Codroipo, detto anche dell'ampia vittoria di Padova su Odez, 96-70. Si è ripresa immediatamente la Montelvini Montebelluna con la vittoria su The Team nel grande derby che vi avevamo preannunciato la scorsa settimana con i nostri ospiti, vittoria larghissima di Montebelluna, 110-84, se verrebbe facile qui insomma dire Montebelluna da lode, visto anche i punti segnati. La vittoria esterna di Trieste 76-64 sul campo di Bassano. Nell'altro derby veneziano, colpo a sorpresa di San Donà sul campo di Mirano, 86-75. E per concludere, nell'altra gara che vede coinvolta la squadra triestina, la vittoria di Bolzano 92-80. Giovanni Pellecchia, lascio a te magari qualche commento sui risultati di questa giornata. Sì, abbiamo appunto commentato ampiamente la vittoria dell'UBP, e c'è da dire che Oderzo era partita anche abbastanza bene, ma poi è praticamente crollata nella ripresa, che appunto vediamo il margine intorno alle 30 lunghezze. Gianmarco diceva si ragiona partita dopo partita, la cestistica però di fatto è alla terza vittoria e senza volergliela tirare c'è la possibilità forse di ampliare questa striscia, perché sabato giocheranno con Bassano. In questo momento sono risaliti fino al sesto posto, quindi insomma un passetto alla volta, però ci sono. Delle altre partite, dicevi giustamente te, i due derby veneziani, Murano una bella vittoria, anche se Leoncino appunto in questa stagione non ha ancora festeggiato la sua prima vittoria. Mentre c'è invece da registrare l'ennesimo passo falso del CUS Trieste, che è un po' in una striscia veramente negativa, insomma. Anche se in realtà contro il CUS ha vinto la sempre più sorprendente Piani Bolzano, che domenica affronterà proprio la capolista.
E quindi vedremo se chiaramente magari ci sarà qualcuno che riuscirà a mettere in difficoltà questa VP, anche perché mancano 2 giornate alla fine del girone di andata, con la prossima ehm, che si disputerà diciamo nel prossimo weekend, per correggere, ma se non è sbagliato, ma qui abbiamo proprio il diretto interessato. Gianmarco, non penso che giochiate contro Bassano la prossima settimana, perché io vedo qua da calendario che è stata spostata al 3 di febbraio. Esatto, sì, abbiamo le vacanze anticipate perché credo che Bassano sia impegnato in qualche torneo Torneo. giovanile. Sì, Ok. esatto. Perfetto, mentre poi l'ultima giornata si disputerà dopo la pausa invernale natalizia, e quindi volevo chiederti, Gianmarco, se tra virgolette sei d'accordo con, diciamo così, è vero che non c'è niente in palio, non ci sono final eight o qualificazioni, ma che insomma questo girone possa finire con la pausa in mezzo, diciamo, no? Aspetta, in che senso? Nel senso che arrivate alla penultima giornata del girone, c'è la sosta e poi giocate l'ultima. Oddio, è una domanda che non mi aspettavo questa, nel senso che non ci avevo neanche pensato, lo davo un po' per scontato, perché vacanze natalizie per me sono imprescindibili, quindi nel senso non saprei come altro avremmo potuto organizzare, magari con partite infrasettimanali, però io probabilmente avrei in qualche modo maledetto la FIP, perché l'ultimo dei miei sogni e soprattutto dei miei incubi sarebbe ritrovarmi a giocare a Bolzano o a il mercoledì sera. Ecco, quindi ringrazio qui in organo istituzionale, anche ringrazio la FIP per non averci fatto giocare un mercoledì, per anticipare la fine del nostro girone. E da questo punto di vista effettivamente no, era una riflessione, diciamo, un po' sbadata, però chiaramente no, ma hai ragione, ma hai ragione, nel senso che è comprensibilissimo quello che hai fatto notare, anche perché quei giorni lì, come ben sappiamo, poi sono 14, sono tra i 10 e i 15 giorni in cui mancano persone, in cui ti trovi a fare degli allenamenti in 5-6 persone, in cui non puoi fare, in cui alla fine perdi un po' di ritmo, perdi l'allenamento, e quindi ti ritrovi magari a giocare all'Epifania con 1 o 2 allenamenti veri alle spalle, e quindi hai pienamente ragione, cioè questa è una cosa che sappiamo tutti e che effettivamente penso sarà sempre così. Però detto questo, il mercoledì a casa me lo sono fatto volentieri, dai. Dai, va bene per questa volta, dai, lo facciamo, sì. La facciamo passare così come una cosa che vi aiuti. Andando un attimino sopra, visto che comunque possiamo approfittare oggi di vedere con calma un po' tutto quello che è successo, Giovanni Pellecchia, registriamo un altro passo falso di Mestre, quindi altra battuta d'arresto nel campionato di Serie B. Vediamo un po' dei risultati. Vediamo se riesco a farli anche un po' più grandi, che magari qualcuno riesce a vederli meglio, forse così li vediamo un po' meglio, vero? Sì, dai. Si vedono. Ecco. La sconfitta di San Damiano interna contro Cremona. Per quanto riguarda gli altri risultati delle nostre, c'era il derby veneto tra Vicenza e Jesolo, vittoria di Vicenza su Jesolo 60-50, e la vittoria della Virtus Padova 75-58 su Monfalcone, mentre a Cividale ha passeggiato, a Mestre ha passeggiato Cividale. Primi segnali di qualcosa di un assestamento della classifica, Giovanni Pellecchia, secondo te? Allora, sicuramente fa un po' scalpore nelle dimensioni la sconfitta di Mestre, anche se sappiamo che ci sono attenuanti per la squadra di Ferraboschi a livello di assenze e anche di acciacchi vari. Era di fatto uno scontro al vertice, perché Mestre, che era stato scavalcato nel turno infrasettimanale, aveva la possibilità di riagganciare subito Cividale
al primo posto, così non è stato e adesso addirittura si ritrova terza perché la Juve Cremona, che invece ha battuto San Vendemiano, appunto l'ha anche scavalcata. In questo momento Cividale è la maestra di solo qualche settimana fa, perché è arrivata alla 10ª vittoria consecutiva. E questo è quello che è successo per quanto riguarda il campionato di Serie B. Andando velocemente, senza guardare i risultati, ancora in campionato di Serie A invece ci ha regalato purtroppo 2 sconfitte pesanti nelle modalità, sia per Treviso che per Venezia. Treviso, brutta partita, ha incespicato, proprio incappato nella classica serata storta la squadra di Max Menetti, che domani sarà impegnata a Riga per la Champions League, una partita già determinante, mentre passo falso pesante della Reyer in casa contro Sassari, non so se avete avuto modo di vedere, Reyer dal +11, blackout totale, poi la super rimonta della squadra di Piero Bucchi, guidata da David Logan, che chiaramente poi quando si accende è un giocatore di striscia. Reyer in grandissima difficoltà, anche se la classifica di questa Serie A mai credo negli ultimi anni sia stata così compatta, e chiedo un parere a tutti e tre. Sì, ne avevamo accennato anche settimana scorsa, con Napoli che ha vinto anche questo weekend, adesso è quarta mi sembra. È un campionato strano questo di Serie A, tralasciando Milano e la Virtus Bologna che sono le corazzate. Venezia che facesse così fatica, onestamente, almeno io non me lo sarei mai aspettato all'inizio della stagione, diciamo. Quando paragoni roster, non pensi che Venezia sia ottava in classifica a questo punto del campionato, però c'è da dire meglio così, perché non per Venezia chiaramente, ma perché un campionato così equilibrato di Serie A nella regular season chissà cosa può succedere, in primis nelle finali di Coppa Italia e poi soprattutto ai playoff. Cioè, se va avanti così mi aspetto veramente una stagione fino alla fine col botto, almeno fino alle semifinali, quando Milano e Bologna probabilmente dovranno fare la voce grossa, però l'equilibrio è sempre bello da vedere, insomma, ecco. Paccio? Ma io purtroppo sono sempre vittima di eterne sofferenze, purtroppo mi porto addosso la croce della Fortitudo fin da piccolino e quindi ogni domenica sera mi ritrovo a mettermi a letto e a vedermi la partita della Fortitudo e a stare a riflettere sulle mie scelte passate. No, al di là di questo, sono piacevolmente sorpreso da Napoli, anche perché hanno avuto diversi problemi anche a livello di infortuni, però Sacripanti secondo me sta facendo qualcosa di incredibile. E poi c'è Rich che fa sempre canestro e quello non glielo toglierà mai nessuno. E poi sono piacevolmente sorpreso da Tortona, che guardo anche quando posso, la guardo perché c'è un altro mio spirito guida, cioè Ariel Figlioi, e perché mi piace proprio vedere giocare Tortona, e quindi e poi sono un'altra squadra che non mi sta sorprendendo, però che mi fa piacere che stia andando bene, è Trento, che ho visto giocare un paio di settimane fa, sono andato a vedere giocare in Eurocup, e secondo me, come diceva Giovanni, si arriverà fino alla fine rispetto ad altri anni con un equilibrio veramente appassionante, e credo che faccia bene a tutto il movimento una Serie A di questo tipo. Poi ovviamente ci sono Schiacciasassi Milano, e vediamo cosa succederà ai playoff, però credo che lì ci sia poca storia quest'anno. Ecco, prima dei playoff ci sono le finali di Coppa Italia, vi chiedo di uno sbilanciamento. Treviso e Venezia faranno parte delle 8 regine che si contenderanno a Pesaro la Coppa Italia? Dai, parto da Gio Pellecchia che non ha... Mi sembra un terno all'otto, cioè nel senso che
dovendo scommettere non saprei veramente. Mi pare di aver visto la classifica, no? Avevo dato un'occhiata stamattina, adesso rivedendola, e al netto non so se ci siano stati rinvii, ci sono 8 squadre nello spazio di 4 punti, quindi è un discorso abbastanza aperto. Ovviamente da Veneti l'augurio è quella che ci possano rientrare, e in questo momento mi pare la classifica, appunto non sapendo però tutti gli scontri diretti, dovrebbero esserci, però basta una giornata, una vittoria, una sconfitta per cambiare, per rivoluzionare questa classifica, insomma. Allora, approfittiamo di un messaggio che ci è appena arrivato, per magari facciamo l'ultima parentesi, ma poi veramente ci fiondiamo, perché giustamente Andrea Franceschi dice: uno sguardo alla promo farebbe raddoppiare l'audience, adesso ci proviamo, caro Andrea, perché naturalmente noi cogliamo sempre, siamo pronti, siamo sempre pronti. Prima di parlare della promo, però, esauriamo l'ambito nazionale, così mettiamo il dito nella piaga del povero Giovanni Miceli. Guardiamo la promo. Guardiamo la promo, dai, che molto interessante, l'ho giocato per anni, c'è un altissimo livello. Andiamo velocissimamente a capire cosa è successo nel campionato di Serie 2 femminile, dove chiaramente non ci sono state grandissime sorprese, però Alpo ha assaggiato la voglia di Serie A di Crema. Treviso non ha dovuto rimandare ancora una volta nell'anticipo l'appuntamento con la vittoria contro Carugate. Ne è uscita di lusso, diciamola così, Ponzano di coach Anna Zimmerla, con una zingarata di Viviana Giordano, che ha veramente messo a posto tutto quanto. Weekend che sicuramente non è stato dei migliori per le squadre venete di A2 femminile, no Gio? Soprattutto per l'Alpo Basket, mi viene da dire, no? Perché freddo, meno 40. Diciamo il risultato: l'Alpo Basket è andato a perdere la Crema 105-65. Crema sicuramente, lo sappiamo tutti, è la corazzata della categoria. L'Alpo è andata lì senza 4 giocatrici, perché settimana ha perso anche Vitari, oltre a infermeria sempre piena, e ha giocato in 6, di cui la sesta era Anita Franchini del classe 2006, che ha fatto una partita sontuosa, nonostante giocasse contro delle giocatrici di livello superiore, da 1. Va detto che è vero, il risultato è pesante, come potete vedere, il 105-65. Secondo me è frutto anche non solo della grande forza di Crema, ma della voglia di Crema di dare una prova di forza ad Alpo, perché va anche ricordato che l'Alpo ha sempre battuto Crema, li ha sempre buttate fuori dal playoff, quindi c'è la possibilità di farci male, l'hanno fatto, giustamente, fa parte dello sport. Però al ritorno, sperando di avere la squadra al completo, cercheremo di dare filo da torcere a questa squadra che gioca comunque a 300 all'ora. Mai vista una squadra femminile giocare così velocemente. Complimenti a Ponzano, nonostante avesse una partita sulla carta agevole, che alla fine si è complicata da sola, però è riuscita a portarla a casa con un grandissimo palleggio a resto tiro, di cui, come avete letto prima, Gianmarco Paccione è maestro, di Viviana Giordano. Mentre capo ancora Vicenza, che come avete visto ha perso sul campo di Bolzano per una classifica anche qui molto ridotta, dopo, diciamo così, Crema, Scrivia e Brixia. Poi dietro chiaramente ci sono tante squadre. Un'ultima cosa, sì? Non so se avete intravisto, Crema è l'unica squadra imbattuta della Serie 2, insomma ci sarà un motivo se insomma su 30 squadre è ancora imbattuta, ecco. Dai, va bene, facciamo finta di dire che va bene. Detto questo, va bene. Allora adesso possiamo parlare quindi cogliere l'invito dei nostri amici, partendo naturalmente, adesso devo trovare anche dove partiamo dal girone trevigiano, per parlare di promozione. Anche qui ci mancheranno ci mancheranno dei risultati, abbiate pazienza. Possiamo addentrarci a parlare un po' di promo, anche se siamo a livello molto lontano dalla C-Gold? Ma io, come ben sa Giovanni, sono un cultore della promo. Ero spesso sui gradoni a vederlo. Sì, conosce benissimo. A vedere Joe Mitch? Certo. Ma io personalmente ho visto più partite di Giovanni rispetto a quante ne ha viste Giovanni di me. Di questo ne sono sicurissimo. Di questo ne sono sicurissimo. Sì.
Va bene, allora andiamo a vedere che cosa è successo nel campionato di promozione che vi ricordiamo si gioca il venerdì solitamente e il girone A è arrivato alla chiusura, alla fine del girone d'andata con la vittoria di Ania, quindi Quarto Altino su Caser 55-46, la vittoria di Mogliano su Salzano 62-54. Non abbiamo il risultato di Esperia contro Quinto, cercheremo un attimo di vedere se riusciamo a recuperarlo. Nel girone B, naturalmente poi la classifica, sapete che i risultati devono essere omologati perché ci sia questa la classifica corretta, però questo è un po' il dato di massima. Nel girone B, che sapete è sempre gestito, naturalmente ci mancano i risultati e chiediamo venia, però naturalmente non dipende da noi, arrivano sempre un po' con spizzichi e bocconi, e possiamo vedere il risultato importante, la vittoria di Eraclea 72-63, la squadra di Alessio Bianco che ha battuto 90, e l'altro risultato importante, la vittoria rapida, ampia di Favaro sul campo di Marghera 73-51, Favaro che in questo momento è una delle squadre che sta andando con il vento in poppa. Aspetta che ho gli altri. Dolphins ha battuto Marcon 64-59, e poi manca Virtus perfetto. Venezia ha perso in casa 55-59 con Marco e Todoro, perfetto, quindi abbiamo anche quella di prima non la sto cercando. Ok, va bene. Intanto questi sono un po' i risultati di questo girone, naturalmente nel girone B, come vedete, con Favaro e Venezia che stanno naturalmente facendo, la stanno facendo chiaramente la padrona, Eraclea dietro che sta cercando di non perdere terreno. Nel girone A invece molto più equilibrio con Quarto Altino, Quinto, Mogliano e Casier che sono diciamo le prime a cercare di stare al passo con la situazione. Cambiamo provincia, andiamo nel Padovano, dove sapete che chiaramente la situazione è qui siamo già addirittura alla prima del girone di ritorno, noi ci fermiamo invece a quella che è stata la settimana scorsa. Nel girone C la vittoria esterna di Arcella sul campo dei Frogs. Bene, abbiamo delle nuove chicche. La vittoria invece è sempre del Don Bosco Arcobaleno sul contro Pallacanestro Virtus Cave 57-49. Ci manca il risultato di Usma Caselle, ha vinto 68-53. Esatto. Ok, mentre abbiamo anche la vittoria di Limena sul campo di Selvazzano 72-61 per una... Ecco, Matteo, permettimi solo un inciso riguardo questa partita Selvazzano-Limena. È stato creato un evento, c'erano un corpo di ballo, c'erano 2 associazioni di volontariato, la palestra del Cerone a Selvazzano era veramente gremita in ordine di posto, ovviamente nel rispetto comunque delle norme anti-Covid. È stato un bellissimo spettacolo. Se qualcuno ha modo di andare a vedere la pagina credo di Selvazzano, alcune foto, veramente si nota questa cosa qui che nei palazzetti purtroppo inizia a essere sempre un po' più rara. Vabbè, è un po' importante anche il ritorno del pubblico nei palazzetti. Il girone D invece, anche qui dove si è chiuso, qui li abbiamo tutti per fortuna, dove quindi si è chiuso il girone d'andata, quindi di massima, poi nei prossimi giorni su Palla 2 faremo anche diciamo così, un resume di tutto quello che è stato il girone d'andata del campionato di promozione. Vittoria di un solo punto di Roncaglia sul campo di Montegrotto 54-53, vittoria di Albignasego su Basket Costa 64-46, colpo esterno di Este sul campo di Conselve 69-44 e invece la vittoria interna del Basket Sant'Elena sul campo contro la Piovese 58-51. Cambiamo anche qui provincia, ma anche qui credo che comunque qui ci sia il Bignasego che sta andando naturalmente a vele spiegate, se non mi sbaglio, vero Giopelle? Così sì, a naso, ecco. Sì. E cambiamo provincia, andiamo nel Vicentino prima di andare nella terra di Gianmarco e di Giovanni. Qui abbiamo qualche risultato in meno con il girone E, dove la vittoria dell'esterna di Dese sull'attività motoria alla Torre 68-55 e l'altro risultato che vi possiamo dare nel frattempo mentre cerchiamo gli altri, la vittoria di Bassano 73-62 sul campo di scontro Valdo Basket. Vai.
Dealers Fortitude, mi pare di ricordare che i Dealers abbiano vinto 71-69, mentre Confermo. Marostica Olimpia a Campo San Piero, vittoria ampia di Marostica, di cui non ricordo il risultato. 84-73. In questo girone Marostica è imbattuta, e lo dico con orgoglio, avendo allenato lì ai tempi della B2 per 4 anni. Bene, bene, quindi abbiamo comunque già una conformazione del, diciamo così, dopo le prime 7 giornate, anche di quello che sono le emozioni del campionato di promozione. Nel girone F ci manca un solo risultato, quindi adesso potremo vederlo. La vittoria di Creazzo sul Primultini Marano 63-59, vittoria larghissima di Trissino su San Giuseppe 63-41, mentre recuperiamo Malo Schio, diciamo che ce l'abbiamo, vai. 76-47 per Malo. Molto larga la vittoria di Malo, e come larga è stata la vittoria del Basket Sport School sui Sette Mulini 85-53, anche qui Basket Sport School che si è confermata in vetta alla classifica, continuando ad andare a vele scoperte, e quindi naturalmente settima vittoria, 7 bello per la formazione vicentina. Andiamo nel veronese, quindi andiamo a vedere i parquet dove si cimentava il buon Giovanni Miceli, e che naturalmente ora sono orfani delle sue bombe, si può dire, Paccio? Si può dire assolutamente. Si può dire, ecco. Sì. Sono felici tabelloni, però si può dire anche questo. E anche i ferri forse, no? no, più tabelloni, credimi. Vittoria della Contea su Cerea 77-53, vittoria esterna della Steel Basket sul campo del Gemini 78-59, e vittoria interna di Brindola su il Basket Test veronese 70-52. Ci manca San Martino Buonalbergo contro Colonia. 93-44 per San Martino Buonalbergo, che è imbattuta in questo campionato, mi sembra. Direi che assolutamente sì, esattamente, anche San Martino che va a comandare questo girone G. Nell'ultimo girone del campionato di promozione, con questa nuova formula, vedete, suddivisa per tutti questi gironi che sono divisi per province, vittoria del Cus Verona 60-45 sul campo di Vigasio, vittoria di Somma Campagna su Bussolengo 61-45, si è affermata anche la Polisportiva San Giorgio, questa invece di terra veronese, 60-53 contro il Grizzly Lessina, mentre si sta giocando adesso Verona Basket contro Basket Peschiera, quindi insomma un derby interessante. Posso dire una cosa di questo girone? Se il prossimo turno di campionato sarà Peschiera che ospiterà nel derbissimo, sentitissimo da quelle parti, insomma, Campagna, che sono le due squadre imbattute di questo girone. Adesso Peschiera sta giocando chiaramente, però al momento è imbattuta, e forse conosciamo Peschiera, è la squadra super favorita di questa categoria. C'è anche un tuo grandissimo... No, io credo che basti... Sì, basta lui. Credo che basti un nome, Darko Babic, insomma, per capire che, insomma, è una squadra sicuramente a categoria superiore come roster, e poi Darko resta, nonostante l'età che scorre, resta sempre il gigante Baba che insomma ha il suo palleggio arresto e tiro, il suo giro e tiro, il suo svitamentino, il suo rimbalzo d'esperienza. Penso non glielo toglierà nessuno neanche tra 15 anni. Il suo saper prendere la posizione. Io sono vittima di Darko Babic, che fuori dal campo è una persona stupenda, arriva sempre quasi all'ultimo momento del riscaldamento. Oggi non ce la faccio, schiena sputata, poi te ne mette 40. Però. Beh, io Darko l'ho visto allenarsi con delle ernie, e lui veramente, quando si parla di scuola adesso, quando si parla di scuola slava, lì veramente siamo, diciamo che per me lui è il manifesto di quel tipo di mentalità. Cioè, per lui la pallacanestro era ed è ancora proprio un pensiero fisso, non esiste la sera senza la pallacanestro, nonostante abbia adesso 45 anni comunque, e non l'ho mai visto saltare una partita per infortunio, mai. Quindi
insomma. E questo già insomma, è il segnale che anche per le nuove generazioni, per chi si sta avvicinando, chi sta vivendo questo sport, ricordatevi che poi senza la passione, al di là delle battute che noi possiamo fare su insomma, il nostro modo di vivere la pallacanestro, senza la passione, nemmeno credo nessuno di noi quattro sarebbe qui, perché poi chiaramente lo sport spesso e volentieri passa per la passione che ci si mette, perché altrimenti poi diventa una E cosa c'è anche da aggiungere abbastanza... una cosa, Matteo, scusami se rubo 10 secondi. Io ho sempre imparato dai vecchi, più vecchi di me, c'è ancora qualcuno per fortuna, che bisogna avere dei modelli. Cioè, a Padova si vive nel mito di Doug Moe, che a molti allenatori ha insegnato il modo stesso di allenarsi, perché lui arrivava dall'America, era un All America, probabilmente aveva anche aperte le strade per fare l'NBA e quindi era un riferimento assoluto, e molti allenatori di una certa epoca dicevano che si erano tirati giù gli esercizi dei fondamentali da quelli che vedevano fare a lui, con tutti i dovuti paragoni, ma fino a un certo punto, perché ricordiamo che nella carriera di Dark Babic c'era il limite della nazionalità che lo bloccava poi per poter andare nei campionati nazionali. Io credo che Darko sia il modello per i nostri campionati minori, cioè il manuale del pivot. Ho imparato più da lui che non da Clinic, che ho frequentato abitualmente. Vai Gio, stavi dicendo? No, io volevo solo approfittare per questa eccezione, diciamo, che abbiamo fatto della promo, che probabilmente riproporremo nelle prossime puntate di Monday Basket, per fare l'in bocca al lupo all'allenatore di Peschiera Alberto De Rossi, che io conosco molto bene, che è la sua prima esperienza da capo allenatore, ha cominciato benissimo, e quindi ne approfitto per fare l'in bocca al lupo, ecco. Bene, visto che questa è la serata delle richieste, ne piazziamo un'altra, vediamo se riusciamo a esaudirla. Il Roncade come va? Che io credo, forse se chiedo a Gianmarco Paccione di Roncade, qualcosina, nella memoria forse? Ma nella memoria storica sì, nel senso che mi ricordo di aver tagliato la retina a Roncade. Quindi resterà per sempre uno dei miei posti preferiti in Veneto. No, tra l'altro due ragazzi che hanno giocato a lungo a Roncade si sono trasferiti qui a Verona, uno dei due Alberto D'Amelio, che adesso gioca a San Bonifacio, e quindi spesso ritorna l'argomento Roncade, perché loro all'epoca erano aggregati con la prima squadra, tutti e due sono di Roncade, e quindi ci troviamo spesso e si parla spesso appunto di cosa stia succedendo lì a Roncade. Però adesso oggettivamente non so come stia andata nelle ultime settimane, quindi lascio a voi. Dai, allora vediamo che cosa è successo a Roncade, così accontentiamo anche Andrea. Roncade ha battuto il Foltranauto Mestre 70-63 nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, che quindi naturalmente si è portato avanti, nuova formula di questo campionato. Approfitto prima di entrare, Paggio, cosa ne pensi di tutte queste formule un po' diverse, cioè nel senso dovute al Covid, per tenere la territorialità principale? Cioè si sta un po' snaturando quelli che erano i campionati minors? Oddio, io credo che insomma sia stata presa questa decisione, una motivazione c'è ancora adesso, a maggior ragione c'è adesso, e quindi credo sia stata la scelta corretta. A livello di, poi se si parla di snaturare le minors, sicuramente, perché i campionati a girone unico hanno un fascino completamente diverso. L'andare comunque a giocare, mi ricordo gli anni comunque sia di Serie D che di C2, quando si andava a giocare a Venezia, c'era anche quella magia in più domenicale, quindi si partiva da Verona, si andava. Adesso farsi avvolgere dalla nebbia, i vaporetti che non andavano. Sì, esatto, con i classici che ti dicono però oggi 2 ore e mezza di macchina, 2 ore e mezza di pullman, anche sta domenica. Invece io l'ho sempre vissuta bene, perché c'era un po' quel romanticismo, no, della trasferta, si andava distanti, e quindi secondo me un po' si è perso questo connotato. Però in una stagione d'emergenza, in un periodo d'emergenza come questo, credo sia la scelta più corretta e anche quella più scontata. Sì.
E allora, tornando a vedere cosa è successo nel campionato di Serie D, siamo partiti dal girone B per richieste dei nostri fan, quindi la vittoria della Fiamma 70-56 nel derbissimo contro l'Alvisiana. Tra l'altro avremmo avuto un piacere questa sera di poter avere il nostro ospite Emilio Greco, che ha avuto un problema familiare, e lo salutiamo, e tra l'altro aggiungiamo alla lista, insomma, delle tante persone che si sono strette vicino alla società della Fiamma, che nella settimana scorsa ha perso il suo storico presidente. Naturalmente, insomma, è sempre una perdita per chi, insomma, per la pallacanestro, perché, insomma, stiamo parlando di personaggi che hanno scritto la storia della pallacanestro veneta, e credo che, insomma, questa vittoria abbia perlomeno onorato la memoria del presidente della Fiamma. La vittoria esterna di Vigonza sul campo di Spinea 69-66, e la vittoria di Riviera 74-56 contro il Jolly Basket, e detta quella di Roncade. Quindi, per esaudire la domanda del nostro telespettatore, come va Roncade, a guardare la classifica sembra abbastanza bene, le mancano questi 2 punti che li verranno aggiunti naturalmente dalla classifica del nostro sito, quindi Roncade che sicuramente è lì dietro proprio a Mestre, e quindi si è aggiudicata, tra l'altro, quello che di per sé, almeno vedere la classifica, era il match di cartello della prima giornata di ritorno per quanto riguarda il girone B. Ha inflitto alla Castellana la prima sconfitta stagionale, e in questo momento al secondo posto dietro la Castellana c'è un terzetto di squadre appaiate. Roncade, che si era riposizionata in Serie D, era partita un po' in sordina. Nelle ultime 2 partite ha fatto 2 vittorie di prestigio. Tra i fattori c'è anche l'innesto di Elia Crestani, che arrivava dal girone C e arrivava dal Cittadella. Naturalmente ci dicono che avete saltato la C-Silver, adesso ci arriviamo, stiamo risalendo la china questa oggi, e ringraziamo Stefania che ci ha segnalato, ci arriviamo. Però mi fa piacere, ragazzi, che ci seguono, cioè noi potremmo anche provare a parlare di cagate, e invece c'è ancora qualcuno che ci segue e ci controlla quello che facciamo. Nel girone A, quindi andiamo velocemente, che sennò sforiamo. Nel girone A, nel vittoria di Monastier sul campo di Castelfranco 69-50, vittoria di Valbelluna su Paese 60-52, vittoria larghissima di Silea sul campo della Priola 61-39, e la vittoria esterna di Istrana su Motta 71-67, per una classifica dove anche qui c'è classifica molto corta di questo girone A, dove ci sono tante squadre trevigiane. Nel girone C, vittoria del Cus Padova 76-60 contro Mestrino, Usmi 56-61 contro la Propace, e qui adesso sentiremo l'analisi dettagliata e disinteressata del tecnico. Vittoria larga di Solesino contro Cittadella 68-57, mentre vittoria larghissima del Nuovo Basket Rovigo sul campo di Vigo d'Azzare 98-36. Anche qui naturalmente Rovigo pronta a scrivere una nuova pagina, diciamo così, dei record, no Giovanni Pellecchia? Li ho persi, non sento. No, stavo parlando di Rovigo, stavo parlando di Rovigo. L'abbiamo perso davvero? Si è perso davvero? Sì, si è fermato, cioè non credo che sia così bravo a rimanere immobile. L'abbiamo perso davvero. Sì, l'abbiamo perso, adesso chiaramente speriamo di recuperarlo. No, ma scusa, il girone di Pescantina. Scusami. Sì, un attimo, adesso ci arriviamo, è che volevo sentire come era andata a Usmi, e la situazione è stato un crollo, abbiamo perso un crollo. Giovanni Pellecchia, la risposta eloquente. Pur di non parlare di Usmi, e si è bloccata persino la connessione, cioè siamo fantastici, ragazzi. Siamo favolosi. Andiamo nel girone D allora, che è il vostro, non sappiamo come è andata tra Booster Verona e la Chialab Vicenza. Qui sei tu che stai giocando, però, Giovanni Miceli. Sì, no, sto cercando di capire come... Okay, ecco, bravo.
La vittoria di Breganze 88-86 sul canto contro Schio, bellissima partita arrivata decisa al photo finish. La vittoria di Pescantina 60-58, altra vittoria tirata contro Vicenza, e la vittoria larga di Isola della Scala sul Basket 81-55. Gio, se vuoi recuperare il risultato di Booster Vicenza, vai, così capiamo, con Isola della Scala che chiaramente si conferma pronta naturalmente a gestire questa situazione, soprattutto anche perché insomma la vittoria di Pescantina su Vicenza permette a Isola della Scala di prendersi un po' di vantaggio. Quindi mi sembra che abbiamo dato tutto quello che era il panorama della Serie D, visto che c'erano vai. La partita del Basel è stata rinviata, non so dirvi il motivo, ma è stata rinviata al 18 dicembre. Ok, inviata di qualche giorno, quindi chiaramente adesso sapremo. Andiamo a vedere cosa è successo quindi nel campionato di Serie C Silver, così poi li abbiamo toccati tutti. Anche qui prima giornata del girone di ritorno, vittoria esterna di Feltre 49-39, quindi punteggi altissimi in quel del Cavallino. Altra vittoria esterna, quella di Pieve, che naturalmente si conferma la squadra da battere di questo girone est contro lo Studio MB Venezia 88-59. Adesso recupereremo anche Caorle Spresiano, mentre vittoria esterna importantissima per quanto riguarda Conegliano, che si è aggiudicata il derby contro Ormelle 88-86, per una classifica che, come vi dicevamo, vede Pieve provare naturalmente a prendere il largo, ma Conegliano che sta tenendo testa all'altra squadra trevigiana. Nel frattempo andiamo a vedere nel girone ovest che Presiano Caorle è stata rinviata a data da destinarsi. Anche qui quindi abbiamo naturalmente, cominciano ad esserci un po' di problemi naturalmente dovuti anche al Covid. Abbiamo invece il quadro completo del girone ovest, dove San Bonifacio si è imposta su Petrarca Padova 78-69, vittoria larga di Roncaglia su Salzano 93-73, e tutte vittorie interne, quindi fattore campo ampiamente rispettato. Carrea si è imposta su Altavilla Vicentina 77-70, e Montegrotto ha battuto a Resana 67-59, per una classifica che vede chiaramente Carré provare naturalmente quasi a punteggio pieno, e Altavilla che la sta provando a inseguire. Chiaramente eccolo qui che vediamo, l'abbiamo recuperato, Giovanni Pellecchia nonostante il passo falso naturalmente nello scontro diretto al vertice tra Carré e Altavilla Vicentina, con la vittoria di Carré che chiaramente si è assicurata questo minimo vantaggio. Giovanni Pellecchia, hai fatto, cioè, pur di non dirci che cosa è successo a Usmi, ti sei bloccato. Ti stavamo invece chiedendo di Rovigo, che naturalmente è squadra che sembra... Stavamo magnificando le doti di Rovigo più che le miserie di Usmi Horus, veramente, perché Rovigo aveva centrato la 27esima vittoria consecutiva. Riguardo il nostro derby, è stata una bellissima partita. Noi siamo partiti finalmente con la faccia giusta, ci eravamo portati anche 10-2, abbiamo condotto praticamente per 3 quarti, loro ci hanno agganciato esattamente sul finire della terza frazione, e nell'ultima frazione hanno segnato solo da 3 punti, in particolare Damo, che ha avuto anche esperienze a Roncaglia in C2, ne ha messe 6 in totale e ha fatto 22 punti in una partita che comunque non aveva mai avuto un range superiore ai 5 punti, ha fatto la differenza. Allora, abbiamo una domanda sempre di uno dei nostri spettatori. Vorrei sapere cosa significa il cerchio giallo con non il punto di domanda ma il punto esclamativo. Vediamo se Giovanni Miceli può rispondere a questo quesito. Allora, io so che il verde è designazione arbitrale. Bravo. Il rosso sono squalifiche, mi sa. Bravo. Provvedimenti, diciamo. Provvedimenti disciplinari. Vabbè, e il giallo è che deve ancora essere, come si dice, omologata la partita.
giusto? Esatto, e quindi la classifica non è aggiornata alla luce. Quindi chiaramente quando visitate il sito FIP e vedete il punto esclamativo dentro il cerchio giallo, vuol dire che la partita è stata naturalmente disputata e gli arbitri hanno inviato i referti che devono essere analizzati dall'ufficio gare e dal giudice sportivo. Una volta che non ci sono state riscontrate irregolarità, il risultato viene omologato dall'ufficio gare e quindi di conseguenza poi vengono assegnati i punti nelle rispettive classifiche e quindi poi di volta in volta la situazione viene gestita aggiornata, non in tempissimo reale, perché chiaramente essendo il sito FIP il sito ufficiale dove ci sono tutti i risultati, chiaramente quando ci sono che vengono inseriti, poi chiaramente c'è l'attesa dell'omologazione da parte dell'ufficio gare. Quindi se non sapevate questa cosa vi abbiamo anche reso edotti della leggenda di come vedere il sito FIP, che naturalmente è sempre comodo. Ci stiamo avvicinando rapidamente alle ore 10, che noi dobbiamo lasciare Gianmarco andare a prepararsi la cena, perché deve ancora mangiare, giusto? Per stare con noi, non ha neanche mangiato. Giustissimo. Cerchiamo per esempio di rispondere dopo quanto viene aggiornata, se è stata la partita domenica. Crediamo che per domani pomeriggio Andrea Trevisin dovrebbe arrivare la conferma dell'omologazione della partita, se non ci sono state cose particolari per quanto riguardano segnalazioni arbitrali, quindi date anche un po' di tempo al nostro ufficio gare, perché chiaramente ci sono 4 o 5 persone meravigliose che lavorano veramente molto dentro l'ufficio gare, ma nessuno di noi lo fa per lavoro, principalmente questo, e quindi come dicevamo prima ci sono tante persone volontarie che lo fanno per passione e che quindi danno una mano, ma lavorano negli uffici gare, nelle varie commissioni del nostro comitato regionale, naturalmente nei ritagli di tempo, come chiaramente noi per l'ufficio stampa cerchiamo abbiamo le nostre altre professioni, ma ci mettiamo qui a disposizione tutti i lunedì sera per cercare di raccontarvi assieme ai nostri ospiti un po' della pallacanestro veneta. Io andrei verso il finale, anche se questa settimana non parliamo dei campionati femminili, diciamo così, le società femminili ci tireranno le orecchie, ma insomma abbiamo fatto un excursus ampio sul campionato maschile. Approfitto però per chiedere ecco Gianmarco, una cosa banale, ne abbiamo un po' parlato prima per quanto riguarda la sosta. Quanto, diciamo così, questa situazione Covid e la sosta possono influire, diciamo così, su quello che è, diciamo così, anche i ritmi di allenamento, i ritmi di partita. Sicuramente avete tutti voi giocatori anche delle attenzioni particolari magari in questo periodo. Il fatto delle vacanze natalizie potrebbe essere un ostacolo e un problema? Ma ne avevamo parlato anche l'anno scorso in un periodo tra l'altro ancora più complesso, se non ricordo male, e si era parlato di coscienza individuale, no? E secondo me bisogna sempre fare affidamento su quello, nel senso che prima si parlava di Darko come di un esempio da seguire. In questi casi credo che ognuno debba essere l'esempio per se stesso, quindi gli atteggiamenti che se si è consapevoli di giocare all'interno di una squadra e di prendere parte ad un contesto come può essere la C-Gold, ma anche dalla C-Gold a scendere, perché credo che ognuno debba avere delle particolari attenzioni, ecco, ma come nella pallacanestro, come nell'ambito lavorativo, perché voglio dire, anche all'interno della nostra categoria, io in primis, ma tantissimi altri lavoriamo di giorno, quindi sappiamo benissimo che ci sono vari contesti che possono essere toccati da una disattenzione o comunque da una mancanza di responsabilità individuale, e credo che da lì parta tutto. Sì, assolutamente, naturalmente, anche se è una cosa di passione, proprio perché è una questione di passione, uno sport che si fa per passione, quindi massima attenzione, soprattutto in questo periodo dove, vedete, chiaramente i contagi stanno diventando un problema dal mini basket fino, diciamo, forse alle prime categorie giovanili. Per fortuna la fascia senior
ne sta risentendo un po' meno, però insomma massima attenzione anche per quanto riguarda un po' il discorso che avevi accennato tu, Gianmarco, anche del discorso della presenza del pubblico, perché è bello rivedere i palazzetti pieni con presenza di pubblico, però naturalmente vi raccomandiamo veramente massima attenzione, perché vediamo che in Serie A e in A2, insomma nei campionati nazionali, si fa fatica a riempire i palazzetti, stessa accortezza, insomma, perché naturalmente tenere la mascherina e insomma rispettare il distanziamento anche nei palasport, diciamo così, delle minors sarà fondamentale, perché non è che siano terre di nessuno, anzi forse bisognerà stare ancora più attenti. Detto questo, non volevamo finire in tristezza questa puntata, che invece è stata ricca di spunti. Pacio, quello che mi verrebbe da dire è: ci vediamo un'altra volta. Ma molto volentieri, è sempre un piacere stare qui a chiacchierare con voi. Magari prima dei playoff, sulle mani? No, mani altissime. Non dirò nulla, non mi sbottonerò, mi dispiace. Ne riparleremo, parliamo dei mesi più che altro, tra qualche mese. Ecco. Va bene, volentieri. Naturalmente segna Giovanni Miceli, magari lo chiamiamo a mezzogiorno del giorno un po' prima, magari. esatto. Alle 6 la prossima volta va bene. Sì. Mentre per quanto riguarda noi amici di Monday Basket, vi ricordiamo che quella della prossima settimana sarà l'ultima puntata del 2021, quindi magari la prossima settimana non prendete appuntamenti, quindi chiaramente vedremo come farla. Abbiamo un invito ancora da svolgere, no? Per andare in terra padovana. Non so se è ancora valido l'invito di Flavio Camporese. Nel caso potremmo, ragazzi, pensare non sarà valido, perché ricordo che... Ah no, è vero, ma non abbiamo Giovanni Miceli, allora dobbiamo... A maggior ragione sarà valido. È vero, non avremo Giovanni Miceli nella prossima puntata, quindi approfittiamo per salutarti già in questa puntata. Gio, grazie di essere stato con noi anche in questo 2021. Non lavorare troppo la prossima settimana e non mangiare troppo durante le vacanze di Natale. Allora, sul lavorare non c'è problema, sul mangiare c'è invece tanto problema. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti, grazie a voi per averci fatto compagnia, averci seguito quest'anno, e ci rivediamo l'anno prossimo. Ecco, vedo che l'invito a Flavio Camporese è sempre valido, mi sa che lo perdi. No, Flavio, no, non abbandonarmi, ti prego. Vedremo naturalmente tutto quello che riusciremo a fare, naturalmente, quindi diciamo ultima puntata per i nostri campionati, poi chiaramente ci ritroveremo nel 2021 per naturalmente raccontarci la parte più interessante. Quindi ringrazio Gianmarco Paccione di essere stato con noi, ringrazio Giovanni Miceli e Giovanni Pellecchia per essere stati al mio fianco in questa puntata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fedelmente su Monday Basket. Se c'è qualcuno ancora che non conosce Monday Basket, fatevelo conoscere, perché tra YouTube e Facebook comunque siamo sempre presenti. Grazie di essere stati con noi, grazie Gio Miceli. Non andare in giro, mi raccomando, stai attento, non andare a divertirti troppo. No, serenissimo, sono tranquillissimo, no? Perché... perché possiamo dirlo che tu sei sempre a zonzo, cioè io e Giovanni Pellecca siamo lì sul pezzo, sempre... No, ma non... sono tranquillo, sto a casa, tranquillo. Oh. Per adesso, vacanza anche per me, dai. Bene, ciao Giovanni Pellecchia, grazie. Naturalmente tutti gli aggiornamenti sui nostri campionati, novità, comunicati, tutto quello che succede nei campionati lo troverete sempre su Palla2. Se avete qualche comunicato a mandarci, info@palla2.it. Per questa serata è tutto, grazie di essere stati con noi. Ci rivediamo per l'ultima puntata lunedì prossimo senza Giovanni Miceli. Ciao. Buona serata a tutti, ciao Gianmarco. Ciao, grazie.